Oh ragazzi, buongiorno, oggi sono qui a Maiga Larici in buona compagnia della coppia di morosetti qua, e Michael l'avete già visto, c'è anche Eleonora, e come detto oggi abbiamo come obiettivo Cima Larici e Cima Portule e poi è tutto l'itinerario che vedrete dopo. Oggi tempo variabile, speriamo non piovi, ma boh, in teoria non dovrebbe. Vedi, mi piace mangiare qua. Aspetta! No, io mi ero troppo. No, scusa. Ragazzi, primo checkpoint a Bocchetta Larici, camminatori tosi qua In e pompa, in pompa. sono una ventina di minuti arriveremo al primo obiettivo che è Cima Larici. Vabbè. Ma fino a 2 giorni fa era tutto a posto. Ragazzi, una volta arrivati a Cima Larici, pausa, sosta. Ragazzi, pronti a ripartire con questo sentiero in cresta e dopo fino in cima. Secco! Ci sono delle campanule. Guarda che roba ragazzi, è tutto secco qua. Ah Mike. Ragazzi c'è un po' di pendio ripido. Ciao Ele. Ciao. Un po' di vertigini. Vabbè dai, andiamo avanti. Ragazzi guardate che sentierino proprio in cresta, caldonazzo sullo sfondo. Adesso inizia la parte tosta di salita. Intanto il tempo peggiora. Signore e signori, abbiamo conquistato anche Porta Renzola. E tra un'ora siamo a 2003. Guardate che salita ragazzi, accompagnati da un sottile tocco di nebbia. Peccanze, peccanze. Quanta alta voce? Oh ragazzi, dopo qualche centinaio di metri con nebbia siamo leggermente abbracciati dal sole. Circa. Su ragazzi, è proprio in piedi. È che adesso se vanno tutto De uomo. Non fa male uomo! Sì! Vai Mike. Mamma mia ragazzi, che panorama. Che spettacolo. Ah, c'è una strada per andare anche a
Il panorama è stupendo. Peccato per sta nebbia. Oh, non serve parlare. Sì. E là, Jackie. Ragazzi, oggi ci facciamo 1, 2, 3 monti over 2000 metri. Siamo al secondo. Meritutissime foto ricordo. Ragazzi, che particolare questa spaccatura. Vai Mike! Ah, conquista del Portule! La nebbia corre velocissima. Questo sassolino con scritto d'amicizia è un filo che lega due cuori. Te la faccio anche vedere. Oh, l'aforismo del giorno, ragazzi. Assieme anche ad un sasso che diceva Sex on the Beach. Bello questo. Non disturbiamo lei che è concentrata. Sa, foto sacco di. Nel frattempo ragazzi abbiamo conosciuto due nuovi amici. Sì, posti da nebbia. Adesso finalmente abbiamo una piccola parentesi senza nebbia. Li avete portati via? Qua sì, conquistata in discesa Bocchetta Portule. Sì, avevano un'altra ora e 45 di cammino. All'interno cisterne d'acqua austriache, capacità 80.000 litri ricavate nel conflitto nel 1518, nate mediante condotto di metri in tubo tracciato. Interessante questo. Ma ragazzi che figo sto posto. Mamma mia. Comunque ragazzi, come avrete capito abbiamo fatto l'itinerario da Maiga Larici su a Bocchetta Larici e cima Larici e poi salita a Kempel, Portule e poi ancora verso est abbiamo fatto tutto il giro fino a Bocchetta Portule. Stiamo prendendo questa strada che sia anche carrabile, ecco, e adesso tra un'oretta e qualcosa arriveremo a Maiga Larici. Ci guarda 5 minuti. Questa che guida la macchina che è
Mai Galarici. Il Varena di ieri. Ormai, signore e signori, siamo a fine escursione. Ecco ragazzi, qui dal campo base è tutto. Dal rifugio Larici è tutto. E da me, da Mike, da Ele in preparazione, niente, vi salutiamo e spero sarà un bel video e ci vediamo alla prossima escursione.